Svelti voi! Forza! Soldati! Andiamo avanti, pensate a nascondere bene i fucili. Sergente, stanno arrivando dei carri! Uff, schifo d'esercito, mai un attimo di pace. Controllate quei carri di merda! Controllo! Fermate i carri! Che cosa cercate, ragazzi? Senti, a noi ci comanda il sergente che prende ordini dal capitano che è comandato dal colonnello, ma che cavolo vuoi che ne sappia? Ho capito. Avranno fregato la riserva di whisky di qualche generale. Cosa trasportate? Attrezzi agricoli. Ecco i documenti. Sergente, attrezzi agricoli. Aprite qualche cassa. Sì. Ma Attrezzi agricoli. sono fuggi. Attrezzi agricoli. Ma questi sono... Spero che tu abbia capito. Va bene, attrezzi agricoli. Bravo, farai carriera. Sergente, tutto a posto. Fateli passare! Avanti, via!
Signor Tenente, ordini dal comando. Bene. Signor Tenente, 3 carri in avvicinamento. Sergente, con 6 uomini dietro quella rupe. Di corsa! Voi 2, con me. Fermatevi qui. Svelto con l'ultimo carro! Su, forza! Solo 4 gatti, giocheremo anche questi. Avanti, belli, su! Halt! Controllo. Un altro controllo? Ma se ci hanno fermato ieri sera. Chi è il capo carovana? Sono io. Cosa trasportate? Da dove venite? Veniamo da Tucson. Trasportiamo attrezzi agricoli. Tucson, eh? Fate scendere tutti, dobbiamo perquisire i carri. Ma siamo in ritardo, dobbiamo consegnare il carico. Sergente! Scendete. Perquisite i carri! Svelti, andiamocene! Su, muovetevi! Via, via, presto! His name was Cain. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. His name was Cain. He had a brother, his only brother, a peaceful guy. One day they found him, his shirt was red. 2 shiny bullets, they found his brother dead. You can't see Cain. Whoa, he's riding. You can't see Cain. That man is searching. Got it by his anger, fire in his eyes. Sure to find that killer, looking for the man. His name was Cain. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. Oh, I knew him well. And when he shot, oh, that man he never missed. Right on King Ride, you get your land. Che cavolo farà Sam, che ancora non si fa vedere? Che ti frega, quando arrivo dovremmo muoverci. E mi fanno ancora male le chiappe dall'ultima cavalcata. Da quando mi ci hanno sparato non resisto in sella un giorno intero. Vedo che mi hanno informato male. Voi non siete i Benson.
Ditemi dove sono. Io sono dietro di te. Getta il fucile. Perché non sei venuto prima? Perché questo era il momento giusto. Avevo sparso la voce che eravamo qui. E aspettavo che questo sporco bastardo cascasse nella trappola. Allora eri qua vicino. Ci hai usati come esca. Eh sì, è stata proprio una bella idea per levarmi dai piedi il più lurido cacciatore di taglie che conosca. È John Marley, chiamato King. Già, il grande King che muore come un povero coglione. Un bel trucco, vero? E scarico! Per favore, fratello, mi fai sentire male. Per favore, fratello, mi fai sentire male. Beh, Ehi, ma che stai guardando? Quanto sei brutto? Che noi siamo fratelli è sicuro. Vi ho visto nascere. Ma voi siete certamente bastardi. È evidente, no? Non mi somigliate. Già. Tu ci hai visto nascere da nostra madre. Ma a te chi è che ti ha visto? giusto, allora è lui il bastardo. Ben! Ben! Allora, ce l'ha fatta. Il carico è passato con i documenti falsi. Bene, bisogna avvertire Sam. Che è successo? Aveva cercato di fare il furbo con John Marley. Gli è andata male. King, quel maledetto bastardo. Ma poi Olsen, Thompson hanno abbandonato Sam. No, c'erano anche loro. Prosegui per la grotta e fa sistemare il carico. E voi? Noi dobbiamo eliminare King. Io vado a parlare con il nostro amico. Voi aspettatemi qui. Ti avevo detto di non venire mai qui. Ma King ha ammazzato Sam. Lo so, avrebbe potuto far fallire i nostri piani. Dobbiamo uccidere quel bastardo. Non ce ne andremo prima di averlo fatto. Aspetta, quello è maledettamente furbo. Avrei un'idea. Viva gli sposi! Via! Vieni, questa volta ti pago da bere. Fermo. Ho un'idea migliore. E sono sicuro che piacerà molto anche a voi. Andiamo.
Mancano ancora 15 miglia per Tucson. Perché? Hai tanta fretta di arrivare? Certo, perché non dovrei desiderarti? Sono tuo marito, non lo sapevi? Me ne ero dimenticata. Complimenti, brava. Le donne sono più pazienti degli uomini. Senti, che ne diresti di cambiare programma? Ci fermiamo un paio di giorni alla stazione di posta più vicino. Poi possiamo andarcene da Bileni e proseguire in treno verso est. Magari fino all'Atlantico. Ti va come idea? Stupenda. D'accordo. Desiderate altro? No, grazie, la camera è pronta. Sì, sì. Beati loro. Salve. Posso preparare qualcosa per voi? Qualcosa da bere? Non vorrai disturbare i piccioncini, vero? No, naturalmente. Prendetemi. Perché tanto... No, così sarà molto più piacevole. Una carta. Ne punto 2. Aggiungo 1. Va bene. Vedo. Full di donne. Lascia il piatto. Full di re. Uno, 2, 3, 4, 5. Che? Hanno detto, se sarai gentile con noi non lo uccideremo. Ma allora...
Mi dispiace, Joe. Sono stati i Benson. No, organizziamo una battuta e li prendiamo. Ti ringrazio. Ma è affar mio. Allora va a Lennon City. C'è ancora lo sceriffo Roberts. Lui ti aiuterà. Grazie, Brian. Abbi cura di Carol. Ha bisogno di aiuto. Certamente. Accidenti, guarda quel Boyd. La sua taglia è arrivata a $3.000. Mi piacerebbe sapere dov'è. Sottoterra. Chi? Sono felice di rivederti. Sono qui per un'informazione, Roberts. Voglio i Benson. Già. Brutto affare, King. Accetta il mio consiglio e non ti immischiare con quelli. Hanno ucciso George. Ucciso tuo fratello. Va bene. Ti porto da uno che sa dove stanno. Anch'io lo so. Dove? Qui fuori. Sceriffo! Non ce l'abbiamo con te! Manda fuori quel bastardo e ti lasceremo in pace! Andate all'inferno! Sarà peggio per te! Andiamo! Presto, la dinamite! Avanti, andiamo! Stanno venendo anche di qua.
imbecilli. Non lasciarli scappare. No, non hanno attraversato il confine. Tra noi e i soldati messicani lo sorvegliamo attentamente. Da queste parti c'è una grande banda di messicani che ha sconfinato. Forse i Benson si sono uniti a loro. Ed allora li prendiamo insieme. Darò un'occhiata. Ci sono molte nostre pattuglie da quelle parti. Tu conosci i segnali Morse. Se vedi qualcosa di sospetto, dà l'allarme. Va bene. A presto. Addio, King. È bella questa musica. Piaceva tanto anche a George. Sì, ricordo. Ho avuto notizie di King. Si trova vicino al confine messicano. Deve uccidere i Benson. Deve. Lasciala stare.
Dai segnale. Mitragliati. Avete lasciato passare quei carri senza perquisirli. Sarete processati come complici per la morte dei vostri compagni. Voi da quella parte! Avanti! Eliografo là. Che posto di merda.
niente. Chi cavolo è King? E che ne so io? Tu, dammi qua. Non lo vedi che è segnale di riconoscimento, coglione? Preparati a dare il ricevuto. Grossa banda di messicani nelle grotte del Canalone Giallo. Do il ricevuto. Ehi, Flanagan! Comandi! Consegnalo al maggiore Erickson, dà l'allarme. Sì, signore. Signori, ora tocca a voi. Buona caccia. Sei mitragliatrici Gatling. Signor King, con queste armi spazzerò via i soldati blu che tu hai gentilmente chiamato. Un bel piano. Ma tanto vi prenderanno tutti. Es la vita, amico. Prima ti senti un re. La vita di tanta gente dipende solo da un tuo gesto. E poi zac! E diventi una merda buona solo da schiacciare. Vedi, caro Yankee, tu mi hai fatto un grosso favore segnalando ai soldati del tuo paese che dovevano venire qui per prenderci. E io te ne sono grato.
E ti lascerei anche andare, dopo. Ma quei 3 maledetti bastardi dei Benson ti vogliono per farti a pezzi, naturalmente. Si divertono ad uccidere loro. L'unica cosa che posso fare per te è lasciarti qui legato. E quando quei cabrones di soldati entreranno qui dentro, salterà tutto in aria. È una morte bellissima. Non si sente niente. Manolo, tienlo d'occhio. Fatelo passare. Prego, si accomodi. Grazie. Servizio segreto, a disposizione. Che cosa posso fare per lei? Ci risulta che lei conosce molto bene un certo John Marley. Sì, certo, benissimo. Lei sa del posto di blocco massacrato dopo la sparizione di un carico d'armi in Virginia? Sì. 100 fucili Winchester, 10.000 colpi, 6 casse di esplosivo e 6 cannoncini a tiro rapido Gatling. 6 mitragliatrici. Già. E se finiscono nelle mani di qualche banda di indiani, dovremo mobilitare 2 reggimenti. Ma tornando al suo amico Marley, si fida di lui? Come di me stesso. Anche alla stazione di Tucson si sono fidati della firma di Marley. E il carico di falsi attrezzi agricoli è passato. La firma di King è sicuramente falsa. Sicuramente vera. Del resto è un bounty killer, un assassino a pagamento. Lui uccide soltanto per odio ai fuorilegge. Gli uccisero i genitori quando era piccolo. Maggiore Erickson, gli ordini che le ho presentato le impongono di darmi l'assistenza per l'arresto degli uomini che le indicherò. E il primo nome è John Marley, ha capito? Ha lasciato Ralston City una settimana fa, diretto da queste parti. Era diretto verso il confine a caccia dei fratelli Benson. Ecco la conferma. È proprio verso il confine messicano che si è diretto il convoglio. Le armi al confine. Ma ci sono 4 squadroni in operazione contro una banda di messicani. Jason! Jason! Presto, segnala al maggiore Johnson di sganciarsi. I messicani hanno le mitragliatrici. È una trappola. Sì, certo. È proprio una trappola. 6 mitragliatrici piazzate contro i passaggi obbligati spazzano via 4 squadroni in 10 minuti. Ma chi le ha segnalato la presenza dei messicani? Il mese scorso hanno attraversato il confine e il loro governo ci ha chiesto di ributtarli fuori. In seguito, King ci ha segnalato il loro rifugio. Già. Non può essere. Non crederò mai che lui sia immischiato in questa sporca faccenda. E allora? L'oro è giusto. In quanto a quel fetente di King, mi basta soltanto che crepi e non mi importa come. Via, andate via. Che cavolo volete d'altro? 2 donne. E la fai tanto lunga per 2 donne. José, 2 muchachas por los amigos. No, quelle 2 là. Hijo de puta! Ma siete impazziti? Va bene. Vuol dire che le tue mitragliatrici te le monterai da solo, capito? Cos'è questo? Un piccolo pezzo delle mitragliatrici, ma devi sapere che senza questo piccolo pezzo e nel posto giusto, le tue mitragliatrici non servono a niente. E gli altri li abbiamo nascosti. Allora, cosa decidi?
La mia ragazza, mia sorella. Lui è un mio fido. Se io gli dico sacrificati, lui lo fa. Ma quell'altro, quello è una bestia. Chico! Ehi, Chico! Vieni qua! Sicuramente lui non ci sta. A meno di non vincerlo in una lotta. Ma vi avviso, non lo ha mai battuto nessuno. Lotta, hai detto? Per me va bene. Forza, Chico. Cavron, lotti per la tua donna. Bravo, Lon. Fermo, ci servono le armi. Bueno, prendete le donne. Ma poi montate le mitragliatrici e le usate contro i soldati. Bene, capo. Facciamocene subito. È un'idea. Ehi! Fratello! Vieni qui! Ce n'è per tutti! No, io vado a sistemare quel bastardo. Il grande King legato come un salame. Signor. Il prigioniero non si tocca. Ordine del capo. Va bene. Adesso siamo soli.
e potremo divertirci. Se la trappola ha funzionato... Beh, non le resta che spararsi. Prima comunque mi consegni quel Marley. Se riesce a prenderlo, si intende. Va a chiamare Benson. È arrivato il momento di uscire di qui. Stanno arrivando i soldati! Senti! Avvisate il capo! Capo! Stanno arrivando i soldati! Betty, prendete posizione! Portate fuori le mitragliatrici! Su, andiamo anche noi. King, bastardo! Di qua, svelti! Andiamo!
Presto, inseguitelo! Tu sei in arresto. Perché sono lì? Voglio giocare a carte con te. No, non mi va. A me piace giocare solo con John Marley. Aspetterai a lungo. King è stato arrestato dai soldati. Un loro ufficiale verrà qui. Avrà preso a calci qualche generale. No, più grave. Traffico d'armi. Apri la cella. Ciao, King. Non mi rompere le scatole. Ho già detto tutto a quel cretino di Gordon. Servizio segreto di merda. Sono anch'io nei guai. Già, ma io sono in prigione. Io lo so che sei innocente, ma bisogna provarlo. Se sapessi dove cercare, io prenderei il cavallo che è legato là, dietro l'emporio, in fondo al paese, e riuscirei a provare che è tutto uno schifoso trucco per incastrarmi. Già, sarebbe tutto risolto. Quello che mi dispiace è il mal di testa che mi verrà dopo, ma non abbiamo altra scelta. Guardia! È tardi. Buonanotte, Brian. Buonanotte, cara. King è scappato. C'è l'ordine di catturarlo, vivo o morto. E pensi di prenderlo tu? Perché no? Se tu avessi la pistola in mano e lui nel fodero, vincerebbe King. L'unica possibilità di batterlo è sparargli alle spalle. Carol, Sì? ho notizie di King. Ehi, c'è nessuno qui? Va bene, King. Cosa vuoi? Voglio farti entrare in testa che non c'entro per niente con le armi. Qualcuno mi ha incastrato. Qualcuno che conosco bene. È evidente, non avresti mai firmato col tuo nome la richiesta degli attrezzi agricoli. Ma allora perché? Perché solo incastrandoti mi avresti aiutato. Dimmi, dov'è Ben Benson?
Nell'unico posto dove non cercheresti un assassino. In prigione? Già. Ma prima voglio essere sicuro. Lurido verme! Va bene, l'ho violentata, ma calmati. Porta via quel bastardo! King è in paese. Adesso tocca a te. Perché non ci pensi tu? Sei la legge qui. È compito tuo. No, tocca a te rimediare ai tuoi errori. E va bene. Sei tu il capo. Sorveglialo. Capo! Benson è andato verso le stalle. Se la squaglia. Lo sapevo. Prima liquidiamo King. Appostatevi. Brian! Vieni fuori!
John Marley, in nome della legge ti dichiaro in arresto. E in nome di quale legge? La tua? Ryan Foster, vi dichiaro in arresto. È mio, Gordon. Non intervenire. Lo voglio io. His name was Cain. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. His name was Cain. He had a brother, his only brother, a peaceful guy. One day they found him, his shirt was red. 2 shiny bullets, they found his brother dead. You can't see Cain. Whoa, he's riding. You can't see Cain. That man is searching. Got him by his anger, fire in his eyes. Sure to find that killer, looking for the man. His name was Cain. He had a horse along the countryside.